essere tutti uniti. Qui in Sicilia sta cercando di coordinare questi movimenti per un traguardo, quello di arrivare alle regionali, ma quello è il traguardo politico, ma in effetti deve passare prima il concetto di capire che significa nuovo. Svolgo un ruolo che è quello là di contribuire alla crescita di questo progetto insieme ad altri. Maurizio Zamparini, Nello Di Pasquale, il duo agrigentino Riccardo Gallo e Piero Macedonio, tutti pronti a marciare insieme, a scendere in campo compatti per sfidare la casta, la politica disastrosa, così l'avevano bollata dei partiti, una sfida da ingaggiare subito, a cominciare già dalle elezioni regionali. Peccato però che la loro ambiziosa iniziativa, concepita per riscattare il territorio siciliano, sembra essersi sciolta come neve al sole. Non c'è più nessun progetto comune, nessuna battaglia unitaria, le strade improvvisamente si sono separate, folgorati sulla via che conduce alle stanze del potere hanno cambiato strategie. Il presidente del Palermo Calcio, con il suo movimento per la gente, sosterrà il candidato alla presidenza Gianfranco Miccichè. Il movimento del dimissionario sindaco di Ragusa, ex PDL, ha scelto il candidato governatore Rosario Crocetta e il Patto per il Territorio di Agrigento appoggerà l'aspirante capo di Palazzo d'Orleans, Nello Musumeci. Chi vivrà vedrà. Ecco perché poi la disaffezione alla politica cresce e cresce sensibilmente. C'è però chi resiste. Il movimento dei Forconi è uno di questi. Sarà in corsa per le regionali e il suo leader punta a cambiare la Sicilia alla guida del governo. Ieri sera Mariano Ferro, accolto da una nutrita base guidata da Simona Capodici, ha comiziato a Casteltermini. Abbiamo fatto un'alleanza con i siciliani che si sono rotti le scatole di stare con i partiti. Perché chi sta anche qui con i partiti, diciamolo chiaro, ci sta per convenienza. Non c'è storia ormai, non c'è centrodestra, non c'è centrosinistra. Qual è la differenza tra questi e quelli? E intanto i partiti tradizionali sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli, per sciogliere i nodi legati alla composizione delle liste, ma anche per riempire di contenuti il programma. Per l'eurodeputato Salvatore Iacolino, il suo PDL, che sponsorizza Musumeci, è chiamato a mettere mano ad alcune tematiche. Le emergenze sono parecchie, eccone alcune, quelle più significative. Il lavoro e i giovani, l'occupazione che passa attraverso le infrastrutture, passa attraverso una maggiore solidarietà e una maggiore responsabilità dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia, ma passa soprattutto attraverso quella sana imprenditoria che ha bisogno di trovare un aggancio in Europa.